Sguardo e attenzione a cui segue un'azione. Maria alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Prenditi cura di me, perché se non lo fai tu, chi lo farà? E non lasciarmi cadere. Vorrei spiegare le ali, ma volare non so, recita una canzone. Lo sguardo su una situazione o su una persona ci suggerisce un agire. È la cultura del prendersi cura che oggi va sempre più educata. Il primo passo per riconoscere l'importanza della cura è sentirsene bisognoso. Allora potrò fermarmi quando vedrò qualcun altro nella necessità. È una delle lezioni che stiamo imparando da questa pandemia, che può colpire tutti da un momento all'altro, rendendoci bisognosi. Questo è uno dei momenti per imparare ad essere custodi gli uni degli altri. Creo que una de las claves actuales de la sociedad actual es aprender a vivir el presente con intensidad, con profundidad, con mucha autenticidad y sobre todo con optimismo. Muchas veces vivimos rodeados de una sociedad tremendamente negativa, que se queda solamente con lo pesimista, que solo nos vende noticias negativas y que nos hace tener una visión de la vida muy negativa. Entonces tenemos que ser conscientes de que probablemente en ningún otro tiempo hayamos tenido a mano las herramientas que hoy en día tenemos para llegar a ser capaces de encontrar aquel campo, de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar el camino para nosotros desarrollarnos como personas y como individuos. En ese sentido también creo que habría que reseñar que las redes sociales nos permiten una interconectividad que, si bien nos permite estar en contacto con muchos de nuestros allegados y muchas personas, perdemos el contacto real con ellas. Somos incapaces de ver las necesidades reales de la gente, de las personas. Entonces creo que sería necesario buscar más el contacto directo con las personas, tener tiempo para tomar un café, para escuchar a la gente en persona de sus problemas reales y de todas aquellas preocupaciones que tienen, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad con prisas, que no para, y hay que ser capaces de parar y de encontrar nuestro espacio y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, dejando a un lado quizá tanto individualismo y buscando más el contacto con la gente y las personas, que sin duda alguna es uno de los grandes regalos de Dios. Por otro lado, considero en el sentido muy importante predicar con el ejemplo. Creo que el ejemplo de nuestra coherencia, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, que la gente vea un poco cómo nos comportamos y cómo actuamos en el día a día, es sin duda alguna la mejor manera de ser capaces de predicar aquello en lo que creemos, sentimos y somos. No siempre, claro, evidentemente es posible llegar a los demás, pero claro, ahí tenemos el ejemplo de María, ¿vale? Como camino para llegar a Jesús. Y creo que si hay algo que quede adentro de verdad en la educación salesiana de los que hemos sido antiguos alumnos salesianos, es precisamente el ejemplo de la figura de María como imagen protectora, como faro de luz, como una auténtica madre que nos protege y que nos enseña el camino para llegar a Jesús. Nella buonanotte del 2 settembre 1868, Don Bosco raccontò uno dei suoi sogni.
Mentre camminava lungo i portici dell'oratorio, venne incontro una signora che, senza parlare, gli consegnò un quaderno invitandolo a leggere. Novena della Natività di Maria era il titolo. Incuriosito sfogliò la prima pagina. C'erano scritti in oro i nomi di alcuni ragazzi. Girata la pagina ce n'erano altri, ma scritti con inchiostro nero. Il resto delle pagine erano vuote. Terminato il racconto, Don Bosco aiutò a un ragazzo a comprendere il significato. In quel libro sono segnati i nomi di tutti i giovani che fanno la novena. I pochissimi scritti in oro la fanno bene. Quelli in inchiostro la pregano, ma con minor fervore. Tutti gli altri giovani perché non sono citati? Credo che il motivo sia legato alle passeggiate lunghe. Li hanno distratti e adesso non sono più buoni a raccogliersi. Dunque, per accontentare la Madonna facciamo tutto quello che possiamo. Frequentiamo i Santissimi Sacramenti e pratichiamo i fioretti. Eccone uno per domani. Fare ogni cosa con diligenza. Ciao a tutti, sono Don Jimmy dal cortile dell'oratorio di Valdocco. Vi auguro buona novena di Maria Ausiliatrice e condivido con voi a proposito un ricordo. Ero giovane animatore all'oratorio. Ricordo che quell'estate fu particolarmente intensa. Mi buttai anima e corpo nell'animazione. I ragazzi, il cortile, l'oratorio Don Bosco mi affascinavano al punto che cominciavo a pensare potesse diventare uno stile di vita l'oratorio. Il salesiano che era con me in oratorio, con noi, se ne accorse, o meglio mi piace pensare che abbia sempre tenuto lo sguardo su di me. Un giorno mi avvicinò e mi disse: «Senti, ho una proposta per te. Quest'anno in Val d'Aosta si tiene un campo per ragazzi della tua età che come te vogliono dare una mano a Don Bosco». Io mi entusiasmai, soprattutto perché tra tanti lo sguardo lo aveva posato proprio su di me e gli chiesi quanto dura, quanto costa. Soprattutto mi interessava, ecco appunto, quanto costava il campo. Mi disse 1 settimana e sono più o meno 150 euro, ma del costo non ti preoccupare, possiamo parlare. In realtà la mia preoccupazione era proprio di non avere quei soldi. Mi feci un po' triste, gli dissi: «Guarda, ne parlo a casa e poi ti dico». Così ho fatto, ne abbiamo parlato a casa e, come mi aspettavo, nessuno avrebbe potuto accompagnarmi, ma soprattutto quella cifra era fuori dalla nostra portata. Il punto è che al campo ci sono andato, quel salesiano ha preso la macchina, mi ha accompagnato e quando sono arrivato là, al momento dell'iscrizione ho scoperto che la mia quota era già stata pagata, il mio don aveva versato la cifra. Bene, questo episodio mi aiuta a preparare la novena di Maria Ausiliatrice perché mi fa dire quanti ragazzi lo sguardo attento di Don Bosco ha cambiato, quante situazioni lo sguardo attento di Maria ha cambiato. Un po' come sentiamo in questi giorni alle nozze di Cana. Lei vede, chiede di fidarsi di Gesù e chiede a Gesù di intervenire. Allora, così come quel salesiano disse a me, auguro che possa essere per voi. Non stare a preoccuparti tanto di quel che non puoi, affida a Don Bosco e lui in qualche modo ci penserà. Buona novena di Maria Ausiliatrice. O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici del nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.
ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. I ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma. I opieką Cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, gdzie ma pójść, jak nie do